Come venne questa cattura? Una notte, mi sembra il 19 aprile, si presentarono a casa di mio papà alle 2:30 di notte. Alcuni erano camicie nere, però si spacciarono per partigiani. Naturalmente avevano avuto da qualcuno una soffiata e fecero, per accreditarsi come partigiani, il nome di alcuni partigiani che mio papà conosceva molto bene. E quando si accorse del tranello era troppo tardi. Si fecero consegnare le armi. Mio papà aveva ben capito ormai, quindi consegnò soltanto una parte, quelle che non poteva, naturalmente quelle nascoste restarono dove erano. Fu catturato con altri, con Gagliano Boccaletto, Gianni Zambelli, Piero Galante, Zorzi, Tenente Zorzi. Che facevano parte tutti del gruppo di tuo papà, questi primi. Sì, 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 sì. Ricordo un giorno ho incontrato un signore che non sono riuscito ad identificare, Ma che presumi sia stato? credo Zambelli, il quale parlava in dialetto, Iuse Fiol del Poro Bruno Rossi. Sì, amico conosciuto suo papà, gran brava persona. Mi ricordo che a notte chi i fascisti nega ciapà e chi nega portà a Pio X. Quante volte. E là dopo nega essere su, in una stanza a scuro e a freddo. Gli altri pieni di paura tremaimo e sentimmo il poro Sorgi che sigava intanto che io occupavo. Infatti Sorgi morì per le torture subite.